e a questo convegno sulla lingua siciliana, che dimostra continuità e di essere un appuntamento annuale di grande rilevanza culturale, per cominciare a costruire sopra le basi solide buttate da tanti studiosi siciliani contemporanei, e qui ce ne sono tanti rappresentativi ed illustri, una lingua siciliana più omogenea nella forma scritta. Noi per primi, da poeti dialettali, perché altro non siamo che questo, ci siamo posti tantissime domande su come scrivere in siciliano una parola o una frase o quale forma utilizzare per renderla più chiara al lettore, da sentire questo bisogno irrefrenabile di un confronto serio e concreto, senza arroganze, senza protagonismi, per cominciare un lavoro che possa dare, anzi ridare, dignità alla lingua siciliana. Una lingua disegnata secondo la sua naturale evoluzione, meno arcaica, più figlia di questi tempi. Il volumetto che abbiamo portato e che vi verrà distribuito, dal titolo Cenni di ortografia siciliana, e che battezziamo in questo convegno, è il frutto di uno studio condotto in seno all'Alas IO di Buseto Palizzolo, associazione di lettere, arti e sport dilettantistico, che ha sostenuto e promosso il nostro impegno nello studio, la valorizzazione e la diffusione della lingua siciliana. Cogliamo l'occasione per portare i saluti del presidente Rosa Magro e del responsabile culturale Alberto Criscenti. In questa pubblicazione trattiamo con molta umiltà alcune argomentazioni riguardanti l'ortografia siciliana che, secondo noi, meritano di essere approfondite. Argomentazioni, peraltro, che sono state pubblicate su Epoca Nostra, mensile di cultura che ho fondato, diretto dal professor Giuseppe Ingardia, e dove interagiscono tantissimi autori siciliani, poeti, scrittori e giornalisti. Qui ne vedo una su tutte, che è Maria Bella, che ogni tanto ci manda delle notizie che noi pubblichiamo con molto piacere. L'intento è quello di cercare di aprire un confronto con quanti scrivono in siciliano e con quanti hanno studiato la lingua siciliana, che ancora oggi, nonostante tantissime grammatiche e pubblicazioni in materia, non gode di ottima salute. Facciamo nostre le parole di Pietro Tumbarello riportate da Marco Scalabrino nella sua postofazione. Sappiamo tutti dove andare, ma non siamo concordi sulla via da seguire. Allora forse è arrivato il momento di seguire tutti la stessa via, attraverso il dialogo, il confronto, per giungere ad un sogno che abbiamo sempre inseguito, chiamato lingua siciliana. Noi desideriamo contribuire a questo grande progetto di rivalutazione attraverso il nostro impegno, il nostro studio, ma soprattutto attraverso il nostro amore e la nostra passione. Desideriamo essere poeti attivi, non solo nella produzione di poesie, ma anche nella valorizzazione della lingua siciliana, mettendo a disposizione tutte le nostre risorse. Non intendiamo sottrarci a qualsivoglia incontro che possa favorire questo processo di sviluppo e crescita per un'ortografia condivisa che non stravolga, ma indirizzi i poeti, gli scrittori, verso una forma che dia alla lingua siciliana il prestigio che merita. Penso, e concludo il mio intervento, che questo sia il presupposto di tanti noi che qui ci siamo riuniti. Avere un'ortografia condivisa, nessuno, e voglio sottolineare nessuno, e penso neanche chi qui ha relazionato prima di noi e chi verrà dopo, vuole stravolgere le parlate, le peculiarità locali dei dialetti che ci sono, ma un'ortografia condivisa dà una forma migliore per chi legge. Una volta i poeti, e Maria Bella è come dire discendente dei poeti cantastori, il poeta le poesie venivano trasmesse oralmente, venivano addirittura tramandate di generazione in generazione solo oralmente, cioè solo a memoria, mai scritte. Oggi c'è invece il bisogno di scrivere in una forma migliore, perché il poeta oggi è più colto rispetto a quello di un tempo e vuole essere letto, almeno noi da poeti, perché voglio sottolineare ancora una volta, non siamo degli studiosi, non siamo dei dottori, siamo solamente dei poeti che, come ripeto, per primi ci siamo posti
delle domande su come scrivere questo benedetto siciliano. Questo ci ha smosso un attimino. È vero, siamo giovani e vogliamo, ma questo non, siamo giovani e abbiamo però molto entusiasmo, vogliamo confrontarci, vogliamo sapere, imparare. E siamo qui a questo convegno e ringrazio ancora una volta Flavia Vizzari che ci ha invitato proprio per imparare. Allora, io vi manderò un DVD con grammatica, un CD con grammatica, tutto il libro, e altre 5-6 opere che possono interessare alle scuole. Distribuitelo come volete. Io ho del mio e quindi devo dare. Noi la ringraziamo e accetteremo qualsiasi materiale che possa un attimino far crescere noi e far crescere a chi poi a chi ci riferiamo, e quindi con molto piacere. Io volevo chiudere e poi passo la parola al mio compagno di sempre, Giuseppe Gerbino. Hanno frainteso. Allora, il mio compagno da 2 anni a venire qua, non vi sento. Continuano a essere chiave. E allora il mio compagno di studi, Giuseppe Gerbino, che poi dopo di me approfondirà ancora meglio determinate situazioni. Volevo dare un contributo in dialetto che rende un po' l'idea di quello che ho detto poc'anzi. Se il principio è scrivere, scrivemo in siciliano secondo certe regole, poi tutto mano a mano sviluppa fino a grapere in asciata di davanti che porta certo a stennere progetti interessanti. Ma se scrivemo caspita a come bene, ci va picciotti in verde da culeggi e subvilene, perché si trova a leggere parlati assai riversi, parole incomprensibili, e dove i primi versi ti cancia certo pagina e lesto lo ferria, oppure chiudi e scotola lo libro di poesia. Allora dico cavolo, è questo l'obiettivo? Cucchiare sulle pennole, non penso. E perché scrivo? Mi lo domando e mastico vuccun amaro fele, perché volesse subito la lingua in capicele, che ognuno può comprendere, per ognuno tale e quale, una lingua amici in pratica, tanticchia universale. Ringraziamo Dio Baracco.